Turno infrasettimanale nel campionato di eccellenza del Friuli Venezia Giulia, giunto alla sua 27ª giornata. Sulle immagini della sfida tra Virtus Corno e Pro Fagagna, con vittoria della compagine collinare per 2-0, che inguaia la compagine manzanese ancora ultima in classifica, andiamo a leggere i risultati dell'ultimo turno. Da segnalare che 3 partite in programma sono state rinviate a data da destinarsi causa il maltempo che ha impedito il regolare svolgimento. Brian Lignano Pro Cervignano rinviata all'8 marzo alle ore 20. Chiarbola Ponziana Sestiana, anche questa partita è stata rinviata. A San Lorenzo Esontino campo neutro, Juventina batte Codroipo 2-1. A Maniago la Spal Cordovado vince per 3-1 contro il Maniago Vaillant. A Opicina si doveva disputare la sfida tra il Cras e il San Luigi, rinviata anche questa a causa del maltempo. San Vitese Fiume Bannia 3-0, a Tamai Chions Tamai 2-1, Tricesimo Foro Miuli 1-0, come detto a Corno di Rosazzo Pro Fagagna batte Virtus 2-0, Zaule Pro Gorizia 0-0. La classifica vede il Chions in testa con 59 punti, Tamai 54, Lignano e Cordovado 51, Pro Gorizia 48, Maniago 42, Zaule 41, Fiume Bannia e Pro Fagagna 38, San Luigi e Sistiana 37, Juventina 34, San Vitese 32 insieme alla Pro Cervignano e al Chiarbola, Codroipo 29, Tricesimo 24, Foro Miuli 19, Cras 16, chiude la Virtus Corno a quota 15. Il prossimo turno in programma nel fine settimana vede queste partite: Brian Lignano Zaule Rabuiese, Fiume Bannia Juventina, Chions Tricesimo, Foro Miuli Cras, Pro Cervignano Codroipo, Pro Fagagna Chiarbola, Pro Gorizia Virtus Corno, San Luigi Maniago, Sistiana Tamai, Spal Cordovado contro San Vitese.